Una piazza deserta immersa in un'atmosfera rarefatta dove il tempo sembra essersi fermato, un silenzio percepibile, un sole che non scalda ma traccia ombre nette. Le muse inquietanti di Giorgio De Chirico ci spiano da una dimensione a noi sconosciuta. In questo spazio ai confini della logica non abitano uomini, ma manichini che hanno la parvenza di esseri umani, ma non l'essenza. I manichini si appropriano della scena con la loro staticità e incongruenza fisica. Sono due chimere costruite con pezzi che non hanno una connessione tra loro. Immobili aspettano qualcosa o qualcuno che da quella piazza possa transitare. La figura di sinistra, la più alta, ha il corpo di una colonna classica, un busto nerboruto avvolto da una fascia, la testa da fantoccio da sartoria, ma che ricorda anche un pungiball. La figura seduta ha le braccia incrociate, forse in attesa di un cambiamento. La sua testa è smontata e appoggiata ai suoi piedi su assi di legno che ricordano un palco teatrale più che una strada. Non è una testa da sartoria, ma è simile a una maschera africana, una di quelle che influenzarono tanti artisti delle avanguardie, compreso Picasso. Sparsi sul pavimento ci sono alcuni oggetti di difficile interpretazione, una scatola dai molti colori, forse utilizzata per contenere dolci, come farebbe pensare il bastoncino di zucchero accanto alla statua in piedi. In alto, a dominare uno sfondo piatto, c'è un castello, identificato con quello estense di Ferrara, dove De Chirico, insieme a Carlo Carrà, discussero di metafisica. Il castello è un chiaro richiamo alla grandiosità del passato in contrapposizione alla modernità devastata dalla guerra. Anche il castello appare disabitato, le sue finestre sono spente e non ci sono segni evidenti della presenza umana. Unico elemento che scuote l'inquietudine e l'angosciante immobilità della scena sono le bandiere scosse dal vento. A sinistra si può osservare una fabbrica, anch'essa fossilizzata in un istante infinito. Non c'è attività, le ciminiere non sputano fumo. I colori sono caldi senza nessuna vibrazione cromatica atmosferica. La prospettiva è inesatta ed esasperata da linee convergenti in profondità verso il castello. Le muse inquietanti sono figure ambigue, misteriose, che fanno riflettere. Ci costringono a guardare oltre l'apparenza, al di là di un significato scontato e immediato, oltre la dimensione a noi conosciuta, la dimensione della metafisica.